Carissimi amici di Alto di Gamma, ci stiamo dirigendo verso Nogara e comunque verso il territorio mantovano in compagnia di una nuova conoscenza del nostro schermo, Marco Geo Lynch. No, in effetti lo conoscevate già, però la grande novità di oggi è che al suo fianco abbiamo il piccolo Tommy che si presenta a tutti voi dopo un anno di assenza dagli schermi. Disintossicazione vari. Marco, cosa abbiamo in programma per questa sera? Beh, intanto andiamo a i biglietti che andiamo a Monaco di Baviera. A Monaco di Baviera, quindi a vedere la famiglia Grimaldi. E il Gran Premio. Curva del Tabaccaio. E dopo risotto alla mantovana per tutti. Risotto alla mantovana, ma ci sono molti modi di cucinarlo, cuocerlo e prepararlo sapientemente. Infatti la Clerici nella sua trasmissione la sbaglia, per cui noi faremo vedere come che si fa il risotto alla mantovana quel casalingo. Quel casalingo proprio. Per cui alla base di un buon risotto alla mantovana però, Marco, c'è il condimento e che a noi manca. Cosa facciamo? Andiamo con la salsiccia, quella. Prima come i biglietti. Prima come i biglietti. Dopodiché viene quello ai supermercati verdi. E infatti siamo in stazione Nogara. Stazione di Nogara. Ebbene, cari amici, siamo venuti per fare il biglietto. Sarà stato anche un errore nostro, ma abbiamo trovato chiuso e non ci sono nemmeno gli orari attaccati fuori, ragazzi. Niente. Fortunatamente, cosa si può chiedere a una biglietteria di più che indicare gli orari di apertura della biglietteria stessa? Comunque abbiamo trovato un dipendente che molto gentilmente ci ha detto passate da domani, e quindi verso la mezza chiude, ogni mattina è aperta. Insomma, è stato fin troppo gentile per essere un dipendente medio delle ferrovie dello Stato, delle ex ferrovie dello Stato. Medio proprio. Casteldario, paese del risotto alla pilota. Meglio di qua per trovare il giusto condimento al nostro risotto non ce n'è. E Tommy sostiene che il risotto alla mantovana va fatto con cosa? Con la salsiccia intera tolta dal suo involucro, detto comunemente buel, e scaldata in padella. Ma ci sono altre teorie al riguardo, per cui siamo venuti proprio nel luogo centrale della provincia di Mantova per quanto riguarda il risotto. Un altro po' lo passiamo e andiamo. Esatto, e qui ci faremo consigliare su come preparare questo squisito piatto tradizionale e soprattutto con che tipologia di carne e con quale tipologia di preparazione. Cioè la stiamo facendo più complicata di quel che lei, era Tommy? Esatto, non pare anche a me che qua. Proviamo qui. Che è qua? Gelateria bar. No, non possiamo fare pubblicità, ragazzi, però. No, non ho detto, non ho fatto pubblicità. È vero. Ecco, la cosa più ovvia, cioè il supermercato del paese dove comunque potevamo incontrare delle persone, degli anziani, dei pensionati a darci indicazioni, è chiuso perché è lunedì, ragazzi, quindi il supermercato ci ha tradito. A questo punto è chiusa anche la gelateria e dobbiamo proseguire oltre. Sempre. Senti che non passi spirito. Bene, adesso che ci hanno appena spiegato degli indigeni locali come si fa il vero risotto alla pilota, ovvero 5 minuti di fiamma viva e poi anche 40 minuti a ponsarsi con uno straccio che assorba, detto in maniera molto volgare, possiamo andare a aspettare che aprano questi benedetti negozi e io direi di andare al Central Bar qui di Casteldario, noto per la sua spuma. L'arancia. Andiamo al Central Bar. Detto che un po' mi dispiace che il Central si andai mai cinesi. Era il bar meglio. Guarda che anche il bar Gianni lì a Casaneone, ormai che malori qua, ecco un paio cinesi anche quel bar lì. Sono la spesa l'abbiamo fatta. Per ragione, scelta di sempre, vuol 27. Comunque che l'altro allora era chiuso e sarebbe stato anche meglio da quello che ci hanno detto i signori in piazza, però siamo venuti qua, ci sono delle belle
E sono altro che le fighe.